c'era una volta l'ultimo Trani, deve essercene stato uno per forza, perché adesso non ce n'è più. O forse c'è ancora, nascosto tra le pieghe dei nostri sogni, un luogo dell'anima che puoi cercare tra i tavoli di un vecchio bar di periferia, in un vicolo dimenticato, nelle vie del centro di Milano, nell'aria intrisa di muffa, di un cinema abbandonato o nel foyer, di un piccolo teatro chiuso da tempo, troppo tempo. Un tempo che sembra non finire mai. L'ultimo Trani si può trovare anche tra i bicchieri degli amici che brindano all'allegria sulla riva del Naviglio a 2 passi dalle rotaie, dove sferraglia un tram e... No, lì non lo puoi trovare, almeno non adesso, che ce ne stiamo tutti chiusi in casa pieni di paura per un nemico invisibile che ci fa più distanti e più soli. Adesso l'ultimo Trani lo puoi trovare sui social network, in streaming. Ma via che... Vabbè, come si dice, piuttosto di niente, le meglio piuttosto. E allora, tutti insieme in streaming a cantare in compagnia, però rigorosamente da casa, mi raccomando.